Sei pronto per andare a meta con questa imbarcazione? Ma tu sai che non mi piace fare pronostici, però insomma la barca l'abbiamo, penso, sistemata bene. Adesso faremo un altro giro di prova, un altro, come dire, ci sistemiamo. Poi Francesco mi sa che ha praticamente ha scaricato tutto, praticamente non c'è più niente, solo il bulbo ha lasciato e me come peso, quindi c'è tutto. Una delle immagini più belle di questa barcolana è stata vedere tutti quei bambini che ieri era come se vedessero, che ne so, uno che suona Michael Jackson o Stevie Wonder. Ti sei emozionato? Bah, mi ha fatto molto molto piacere perché insomma Trieste è una città che noi non abbiamo mai giocato con la nazionale, quindi vedere tutto questo interesse, questi ragazzini che vengono con i genitori, insomma ti riempie il cuore di gioia, ma ti fa capire anche che forse è meglio che la federazione pensi di organizzare una partita qua. Insomma, io dico l'Italia è grande, ma è anche piccola. E oggi dobbiamo portare il rugby da nord a sud, da est a ovest, farlo conoscere un po' dappertutto. Quindi il fatto di trovare dei ragazzini entusiasti sotto la pioggia che ti vengono a chiedere gli autografi va bene. A me hanno detto ieri no, solo mezz'ora fai e poi ti lasciamo stare. No, io faccio gli autografi a tutti i bambini, dal primo all'ultimo, perché i bambini sono venuti là per chiedere l'autografo a me. Quindi che fai? Mezz'ora te ne vai? No, mezz'ora, mi dispiace. Che vuol dire? Lo sai che bisogna dire acqua per avere precedenza? Hanno detto che sarai tu quello che, visto che sei anche possente, a gridare acqua alle altre imbarcazioni. Chiaramente farò così e chi non mi dà acqua sono secchiate.